Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Verona Economia, lunedì 20 dicembre. Ci stiamo avvicinando verso la fine dell'anno, mancano pochi giorni al Natale e pochi giorni al termine di questo 2021. E come da tradizione si fanno i primi bilanci. Nella prima parte della puntata di oggi ne vedremo un paio e partiamo da quello che ha presentato questa mattina nella sede proprio di CISL Verona, l'associazione sindacato appunto CISL, e abbiamo ospite il segretario provinciale Giampaolo Veghini. Benvenuto segretario. Buonasera a tutti. Allora, è un appuntamento tradizionale anche per voi della CISL. A pochi giorni dalla chiusura dell'anno fate un bilancio sul mercato del lavoro. Un mercato che, come detto magari anche negli scorsi mesi, aveva avuto un rallentamento nel 2020 concomitante con le varie chiusure, però già dal 2021, metà 2021, c'è stata una bella ripresa. Cosa emerge dal vostro studio che avete presentato questa mattina? Emerge dei dati interessanti. Se vogliamo dare una figura un po' particolare, ci sono luci e anche ombre da questo punto di vista nella gestione. Le luci è da un dato che il lavoro a Verona è anche cresciuto da un punto di vista importante per la gestione in sé. Poi se guardiamo il dato della disoccupazione ci dà un dato collegato al 4,7% che ci riporta un po' al 2019. Però è un dato da prendere con le dovute cautele, nel senso che ci dà un dato di un territorio, perciò proprio le luci e le ombre dall'altra parte, che si sta orientando sempre di più verso il settore del terziario dei servizi, perciò come avevamo già analizzato anche qualche tempo fa, esattamente anche un anno fa, il 65% della forza lavoro degli occupati a Verona, che siamo circa all'intorno di 419, ma se prendiamo gli occupati siamo intorno ai 316.000 nel 2021, ci porta un po' verso il settore del terziario e dei servizi, che è un settore in grande sviluppo sul nostro territorio. Se pensiamo che 15 anni fa la manifattura, l'industria, il metalmeccanico, il tessile, l'abbigliamento erano il settore più prevalente, che oggi si colloca a un 29%. Questi sono dati che ci fanno una fotografia molto importante e collocano la nostra città con questa vocazione ormai collegata, sì è vero, questa particolarità del terziario servizi, ma anche ci dà un segnale di lavoro, pensando ai giovani e alle donne che tanto anche hanno dovuto soffrire durante la pandemia riguardo proprio al problema della precarietà del lavoro, perché sono anche una vocazione. Il nostro territorio si porta più verso una vocazione, anche se pensiamo all'agricoltura e dall'altra parte l'agroalimentare, sul lavoro stagionale. Vediamo tra l'altro da questo grafico come il lavoro dipendente abbia subito una crescita importante non solo negli ultimi mesi, ma dal 2008. Qui avete preso proprio un grafico sia per quanto riguarda la regione Veneto a sinistra, la provincia di Verona a destra. Come vedete si parte dal giugno 2008 e si va fino a giugno 2021. A parte una flessione attorno al 2020, il lavoro dipendente proprio ha raggiunto un suo massimo dal 2008 ad oggi, sia in Veneto che nella provincia di Verona. Esatto, esatto, e questo è importante analizzarlo dal punto di vista proprio come dipendente. Teniamo a precisare che poi, se dobbiamo analizzare anche le particolarità, se poi potete far vedere anche il rimbalzo che ci può essere stato in questo periodo riguardo proprio al lavoro da tempo determinato anche a tempo indeterminato. Questa è un'analisi anche da fare, mentre prima abbiamo detto proprio che nella precarietà, la definisco proprio così, del lavoro del tempo determinato, dei somministrati anche, ci dà questo focus importante da analizzare, tenere molto monitorato anche nei prossimi mesi, perché le cose nel mercato del lavoro stanno andando in maniera molto veloce in questo periodo, perciò faremo anche delle analisi semestrali per tenere proprio monitorato, e questo con, e lo dico, anche grande aiuto e la collaborazione di Veneto Lavoro, che collabora nell'analisi dei dati, perciò anche Veneto Lavoro con la qualificazione che ci può dare come punto di riferimento. Però se andiamo a vedere poi il tempo indeterminato, questo è un dato interessante, perché ci dimostra che anche durante la pandemia il settore del servizio alla persona, perciò della sanità, il settore della formazione e dell'istruzione ha avuto assunzioni
che hanno stabilizzato le persone, perciò a tempo indeterminato. E questa è una cosa molto importante, perché se vogliamo vedere proprio il dato anche nel momento dei lockdown, della pandemia, subito dopo, questo è successo proprio per le caratteristiche che può aver avuto anche il settore della sanità. Ecco, segretario, guardiamo proprio questo grafico di cui ci parlava. Se vediamo con la linea tratteggiata e gli asterisco, vediamo proprio il lavoro a tempo indeterminato che raggiunge il picco più alto attorno a 30.700 e vediamo invece con il tratteggio e i puntini pieni il tempo determinato che raggiunge il dato di 14.005. Comunque, come diceva, il tempo indeterminato in assoluto raggiunge la quota più alta e questo è importante sottolinearlo. Poi nella legenda vedete l'apprendistato che è quella linea grigia con i punti bianchi vuoti e la somministrazione invece la linea grigia con i quadrati obliqui invece pieni. Questo è il grafico interessante di cui parlava il segretario Veghini. Tra l'altro un effetto particolare, sia un aumento della mobilità ma anche dimissioni in aumento, un fenomeno forse quasi sociologico, no? Da analizzare dal punto di vista sociologico. No, è interessante infatti questo, appena detto il direttore, perché proprio da analizzare l'effetto che ha avuto la disoccupazione, ma cosa vuol dire dimissioni anche, no? Cosa vuol dire questo? Nelle dimissioni vuol dire che il lavoratore ha trovato altre opportunità, cioè non è stata una crisi aziendale o altro, ma ha trovato altre opportunità di lavoro. Vuol dire che tra virgolette, nella crisi che stiamo vivendo in questo periodo della pandemia, aziende che hanno avuto un periodo un po' difficile, chiamiamolo così, magari che poi si sono riprese, ma nel momento più difficile, i lavoratori, le lavoratrici e i lavoratori hanno trovato altre opportunità di lavoro, magari anche con media, alta professionalità o anche diverse, però si sono collocati in altre aziende. Perciò c'è una grande dinamicità quello che ho detto prima, una cosa che dobbiamo tenere molto analizzato, per quello come CISL Verona ci stiamo proprio dedicando anche tempo e risorse importanti, perché riteniamo che questo sia fondamentale per capire le esigenze del mercato del lavoro veronese, per poi dare anche una riflessione e anche le ricette giuste che possiamo mettere insieme alle altre associazioni per guardare un po' e avere una visione per il futuro del nostro territorio. Farei vedere l'ultimo grafico che dice questo, le posizioni di lavoro dipendente per settore, le variazioni dal giugno 2008 al giugno 2021. Come ha anticipato il segretario Veghini, vedete che nel settore dei servizi, il tratteggio con i puntini rossi, abbiamo la maggiore crescita e anche il numero assoluto più elevato, mentre al secondo posto l'agricoltura, il settore primario, e invece abbiamo l'industria che paga purtroppo con un segno negativo rispetto al 2008 il numero di occupati come posizione di lavoro dipendente. Avete segnalato, segretario, anche una cosa interessante che sicuramente rappresenta anche una criticità, ovvero una forza lavoro che invecchia e la difficoltà di trovare giovani lavoratori, ed è un rischio che, come cito le parole del vostro comunicato, una criticità che è destinata a cronicizzarsi. Qui bisogna intervenire in qualche modo. La crisi demografica è una crisi importante, io la chiamo così, crisi demografica, nel senso che abbiamo sia invecchiamento che poche nascite, di natalità, nel senso proprio, e questo è un problema che non c'è da adesso, era prima della pandemia, parecchi anni prima, e ora stiamo soffrendo di più. Ma attenzione che anche altri indicatori ci dicono che nel giro di 15 anni, tra il 2030 e il 2035, corriamo il rischio di avere un pensionato e un lavoratore nella sostenibilità che può avere di fronte alla pensione, che in questo momento siamo un pensionato e 3 lavoratori per sostenere anche il sistema pensionistico proprio in discussione in queste ore a livello governativo. Perciò sono elementi e anche analisi importanti che dobbiamo fare proprio per monitorare anche questa situazione. Perciò quando si parla proprio anche dei giovani, importante, il giovane oggi trova il lavoro precario, perciò io dico in questo periodo, se coi salari bassi avremo una previdenza bassa, perciò avranno una difficoltà poi
tenere anche un possibile percorso anche pensionistico, perciò serve analizzare anche le altre pensioni, e noi la chiamiamo sempre la pensione integrativa, che è un secondo pilastro importante. Ma d'altra parte abbiamo anche l'altro effetto che può avere questo momento di analisi che abbiamo fatto, è quello proprio riguardo al lavoro ridotto. Perciò anche tante lavoratrici, in questo caso, che lavorano part-time, e che perciò il dato proprio che abbiamo detto prima della disoccupazione, sul tasso di disoccupazione al 4,7%, tiene conto di persone occupate anche part-time, perciò un lavoro ridotto, salario ridotto, ma proprio per necessità familiari, della casa, dei figli. E in questo momento di pandemia si è accentuato di molto anche questo tipo di lavoro, che va bene per la famiglia e altro, ma vuol dire anche una riduzione del reddito dei nuclei familiari. Qui faccio vedere veramente l'ultimo grafico, però interessante. Dica se lo leggo correttamente, segretario Veghini. Uno scollamento, uno spostamento in avanti, vedete in grigio le totali per classi d'età, diciamo, nel 2020, e in rosso nel 2030. Come vedete, la popolazione si discosta nel 2030 in là, verso destra, quindi si legge in pratica come un invecchiamento della popolazione lavorativa, questo, è corretto? Sì, sì, corretto. È molto corretto questo dato, è un po' quello che ho detto anche, che poi ha riflessi anche Certo, assolutamente. sulla previdenza pubblica, che è proprio questo fatto che, se guardando questo grafico ci fa proprio analizzare un 1 a 1 anche nel confronto del sostentamento che può avere e del sostegno che può avere un sistema previdenziale che andrebbe in crisi. Perciò bisogna assolutamente intervenire, e io dico siamo già in ritardo. Ecco, chiudiamo davvero e la ringrazio per questa sua analisi, segretario Veghini. Grazie a voi. Allora, se dovessimo fare proprio un bilancio complessivo in generale rispetto ad altri anni, siete insomma più fiduciosi, più ottimisti, un po' preoccupati? Che sensazione ha in questo momento alla luce dei dati presentati stamattina e ricordati Sì, stasera? beh, sì, infatti, l'importante è un bilancio di fine anno che diventa, l'ho detto all'inizio, di luci e ombre, però un dato anche di fiducia, perché in questo momento bisogna avere fiducia in un territorio come il nostro, con una vocazione che è una vocazione importante dell'industria agroalimentare, anche portato all'agricoltura, è anche un settore manifatturiero leader in Europa. Perciò dobbiamo proprio guardare di salvaguardare questa ricchezza che abbiamo sul territorio, e poi con gli asset importanti che abbiamo, dalla Fiera di Verona all'Ente Lirico, anche riguardo il turismo, il Lago di Garda. Perciò tutte dimensioni che ci possono dare fiducia guardando il futuro, e abbiamo visto anche che durante la più difficile momento della pandemia la nostra economia ha funzionato ancora e ha dato risposte importanti. Perciò noi come organizzazioni sindacali dobbiamo essere partecipi di questo momento importante per il Paese. Sicuramente dobbiamo essere partecipi, essere, come dico io, sempre sul pezzo sulle cose, creare quei momenti di discussione con tutte le altre associazioni datoriali e anche altre che ci possono essere, che ci può dare un sostegno in questo periodo. È proprio un appello anche, diciamo, di fine anno. Mettiamoci insieme, cominciamo a ragionare. Va bene ragionare e preparare i piani anche guardando al 2040. Ma io dico, ma magari guardiamo qualche anno più vicino, perché se guardiamo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ci dà delle grandi risorse per tutti i progetti che ci possono essere da oggi fino al 2026, fare un progetto oggi guardando insieme tutti quanti da qua da oggi al 2030 diventa per noi strategico e importante. Infatti queste analisi che facciamo in questo periodo voglio che sia un elemento prezioso per tutta la Per tutte città le città e e le tutte varie categorie. le categorie di appartenenza. Grazie segretario generale della CISL Verona Giampaolo Vighini per essere stato con noi, e a questo punto auguri anche di buon Natale e di buone feste. Bene, sì, sì, certo. Auguri, tanti auguri alla vostra redazione e a tutte le persone che ci stanno anche vedendo in questo momento. Grazie, tanti Grazie, auguri. a presto. E adesso lasciamo spazio a un po' di musica, torniamo tra pochissimo.